Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, i principali titoli del pomeriggio. Mia figlia dormiva sul divano e io le ho legato un cavo elettrico attorno al collo. L'ho fatto perché temevo che alla mia morte sarebbe rimasta da sola. È una parte del drammatico racconto di Fanny Sisigna, di 74 anni, la donna arrestata per aver ucciso la figlia Maria Cirafici a Palermo. Durante un convegno il ministro per le infrastrutture Matteo Salvini ha parlato del ponte sullo Stretto, affermando che l'apertura dei cantieri sarà un evento mondiale, ponte che Salvini definisce un'opera strategica e attrattiva. Nessun dossieraggio in merito al video della partecipazione della giudice Iolanda Apostolico alla manifestazione al porto di Catania avvenuta nell'agosto 2018 riguardo la vicenda della nave Diciotti. Il procedimento è stato archiviato in quanto il fatto non costituisce reato, visto che non si tratta di immagini prelevate da archivi delle forze dell'ordine. Il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci ha fatto sapere che al Dipartimento Nazionale sono pronti a riesaminare la richiesta dello stato di emergenza per gli incendi in Sicilia, soddisfazione del Presidente della Regione Renato Schifani. Chiudiamo con il meteo, ancora maltempo in Sicilia nella giornata di domani con acquazzoni e temporali che investiranno tutto il territorio regionale. Allerta meteo gialla diramata alla Protezione Civile. Ed è tutto per questa edizione, tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.